Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Veniamo all'aggiornamento sui mercati in questo venerdì 26 giugno. Partiamo oltreoceano, Wall Street, Standard & Poor's, una quota punti di 7.382, l'andamento positivo 0,34%, un'altra percentuale in verde dello 0,34%, simile a Standard & Poor's per Dow Jones con una quota punti di 52.097, 29.128 per Nasdaq, meno 1,06 la percentuale, 0,19% per Russell 2000, 3013,5. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità, altresì detto indice della paura, 18,8, in rosso la percentuale, meno 0,16%, valutario dollaro 101,2, euro dollaro 1,14, sterlina dollaro 1,32. Parentesi sulle materie prime, partiamo dall'oro, al momento cresce 1,50%, 4.086 dollari all'oncia, 68 dollari al barile per il petrolio, con una percentuale però in rosso del meno 3,78%. Titoli di Stato, BTP Bund 74,740. Parentesi altra, come di consueto, sulle criptovalute, Bitcoin 60.102 dollari, 1.578 dollari per Ethereum. Sono le 17.32, concluse quindi da 2 minuti spaccati le contrattazioni in piazza affari. Partiamo dall'indice di casa nostra che chiude in rosso, come peraltro tutta l'eurozona, meno 0,94%, una quota punti di 51.296, e chiude così il mercato francese CAC 40 8.386, meno 0,53%, meno 0,34 per il mercato spagnolo, la quota punti per IBEX 35 19.447. 24.681 per il DAX, meno 1,25% il mercato tedesco, con la percentuale più alta fra tutta l'eurozona di quella che vi racconto e vi leggo. Il mercato inglese, UK 100, 10.515, meno 0,14%. Ci salutiamo vedendo lo Stoxx 50 che racconta i 50 principali titoli europei, ci dà una percezione rispetto alla giornata e ci dice questo: effettivamente percentuale in rosso, non poteva essere altrimenti considerando il resto dell'eurozona, meno 0,69%, una quota punti di 6.224. E questi gli aggiornamenti, grazie, io vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il